lungo, profondo silenzio. La sanità veneta oggi è chiamata a dare molte risposte, dalla carenza di dottori di famiglia alle liste d'attesa, dalla mancanza di medici durante il giorno sulle ambulanze dell'ospedale Cazzavillan, fino all'esposto presentato alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto, in cui la CUB, Confederazione Unitaria di Base, chiede se sia vero oppure no che ci siano stati alcuni dirigenti e funzionari della sanità veneta in quiescenza che avrebbero percepito contemporaneamente la pensione e lo stipendio, e se vi sia stata oppure no violazione della legge Madia. Nel frattempo 4 direttori generali regolarmente nominati mentre erano in servizio e poi andati in quiescenza si sarebbero autosospesi dalla percezione dello stipendio. Da allora sono passati i giorni, le settimane e ancora dalla Regione Veneto politicamente non c'è stato altro se non appunto un lungo silenzio. Sui dirigenti è calato il silenzio, noi ovviamente non lo lasceremo correre molto questo silenzio qui, per noi la posizione espressa dalla funzione pubblica, dalla legge Madia e delle relative circolari, ma anche dallo stesso parere della consulta del 2020, la questione per noi è chiara, quindi noi adesso attendiamo un attimo, dopodiché aggiorneremo e manderemo anche il nostro esposto direttamente alla Corte dei Conti. La segretaria della CUB, Maria Teresa Turetta, assicura che terrà viva la questione inviando l'esposto aggiornato alla Corte dei Conti e rilancia il problema della carenza di medici e infermieri. Siamo anche consapevoli che la sanità abbia bisogno di infermieri, medici e che la funzione proprio del direttore generale è una ciliegina sulla torta che forse va anche un po' rivista.